Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi ci addentriamo in un argomento che io ritengo molto molto affascinante, che è il mondo dei pensieri. Perché è così affascinante? È presto detto, è affascinante perché ha un influsso, che ci piaccia o meno, sul mondo materiale. Dunque è spiegato anche il perché è così importante monitorare i propri pensieri e orientarli verso qualcosa di costruttivo ed edificante. Tanto per cominciare, dobbiamo infatti comprendere che esiste un discorso vibratorio legato a qualunque forma pensiero che noi emaniamo e queste vibrazioni sono scaturite da noi, ma sono temporanee, cioè noi in un dato momento proviamo una determinata emozione, è probabile che sia stimolata da qualche fattore esterno oppure da qualche situazione contingente che ci porta appunto a sperimentare una determinata emozione. Questa emozione ha una forma vibratoria di un certo tipo e chiaramente un certo tipo di pensieri che è agganciato a questa forma vibratoria. Ora cosa succede? Che nel momento in cui noi formuliamo un pensiero con una determinata intensità e con una determinata forma vibratoria, questo pensiero si sgancia da noi proprio come se fosse una sfera che parte qua dall'attaccatura delle sopracciglia alla radice del naso, come fosse una sfera e viene inviata. Ora è chiaro che anche se viene inviata, tenterà di ritornare a noi tramite la porta del subconscio per cercare di alimentarsi. Questo perché istintivamente, essendo una forma vivente, seppur semplice, tenterà ovviamente di mantenersi in vita. Quale forma vivente conoscete che non combatte per la sua sopravvivenza? Dunque anche i vostri pensieri sono degli esseri viventi, seppure molto molto semplici e appunto carichi soltanto di una determinata impronta emotiva, nonostante ciò tenteranno di sopravvivere. E in che modo? Tornando a voi e cercando di stimolare in voi quella stessa forma vibratoria attraverso la quale sono nati. Dunque vi indurranno in un certo senso a provare di nuovo quelle emozioni, a ripensare gli stessi pensieri e così via. Dunque è chiaro che si forma una specie di schema ciclico che si ripete. Attraverso questo schema ciclico, questa forma pensiero, inizialmente molto semplice, torna ad alimentarsi, tornando ad alimentarsi si rafforza, si rinvigorisce e comincia a costruire una sua struttura, come se fosse una struttura ossea astrale. Dunque è così, col nutrimento quotidiano, col nutrimento delle stesse emozioni, degli stessi pensieri, che questa forma pensiero appunto diventa un vero e proprio essere vivente capace di manipolarvi fino a diventare una larva. Allora, il problema qual è? Che poi, fin tanto che gravita intorno a noi, non fa danno a terzi, ma nel momento in cui diventa sufficientemente forte, e tanto da poter stare anche del tempo senza tornare ad alimentarsi, è possibile che poi venga attratto da altre persone che in quel momento sono allo stesso stato vibratorio. Ora è presto detto che se funziona per gli altri funziona viceversa anche per noi e dunque è chiaro che anche noi trovandoci a passare o a stare in compagnia di persone con altre che hanno appunto avuto i loro pensieri, le loro cose, se per qualche ragione ci troviamo in assonanza vibratoria, non è detto che appunto non ci accolliamo le larve di qualcun altro. Ora vi rendete conto che nel mondo invisibile queste manifestazioni sono straordinariamente frequenti, è anche il motivo per cui a contatto con alcune persone cambiamo il nostro stato perché inconsciamente non ci rendiamo conto che c'è uno scambio, no? fra di noi, mentre magari qualcuno ha una forma vibratoria molto rilassata, molto tranquilla, pacifica, qualcun altro magari più nervoso, ecco che avviene uno scambio dove la persona tranquilla riesce a emanare i suoi influssi, a tranquillizzare anche solo non facendo nulla di particolare, semplicemente con la sua attitudine, con qualche parola che nascerà appunto dal suo essere
tranquillo e l'altra persona al contrario invece agiterà involontariamente chi era invece più tranquillo. Dunque abbiamo costantemente degli scambi con gli altri, è per questo che è importantissimo difenderci, soprattutto quando raggiungiamo un determinato equilibrio, una determinata pace. È chiaro che questo equilibrio e questa pace si difende da sé se noi siamo capaci appunto di orientare costantemente i nostri pensieri a qualcosa di pacifico e benefico. Ma è anche vero che a volte siamo presi e fagocitati dal tram tram quotidiano e a volte dimentichiamo di restare centrati. Ma questo appunto non è un problema se mettiamo in atto tutta una serie di strategie difensive, tra cui appunto il cerchio di fuoco, l'ovetto blu, che poi c'è anche la versione potenziata di cui ho comunque parlato in altri video. Torniamo invece appunto al procedimento di creazione di queste forme pensiero e a come possano diventare dei veri e propri vampiri energetici nei nostri riguardi, ma anche nei riguardi di altre persone. Come possiamo fare dunque per limitare i danni che provengono da queste forme? Che poi sono nostre figlie, va riconosciuto intanto la nostra responsabilità nei confronti di quello che emaniamo. È assolutamente importante. Il processo di responsabilizzarsi è una delle prime parti, dei primi punti di partenza di tutto un lavoro di correzione. Allora, per cominciare, appunto, dobbiamo riconoscere di essere responsabili di quello che pensiamo, di quello che diciamo e di come agiamo. Non possiamo dare la colpa a nessuno, se anche noi reagiamo a qualcosa è una nostra responsabilità, è una nostra scelta. Così come noi scegliamo l'abbigliamento che indosseremo, così noi scegliamo, in quel momento abbiamo la possibilità di scegliere se lasciarci andare all'istinto che ci porta a reagire sempre nelle solite maniere, oppure se possiamo fare uno sforzo per riflettere su cosa potrebbe essere invece un atteggiamento migliore. Non è possibile fare una cosa del genere a caldo. È chiaro che c'è dietro un lavoro, perché se veniamo presi in contropiede in una situazione in cui non siamo preparati, tenderemo a reagire sempre alla solita maniera. Dunque è chiaro che per riuscire veramente a cambiare dobbiamo darci del tempo di riflettere su ciò che va cambiato in noi, analizzando tutte le situazioni che siamo portati a vivere, vuoi inconsapevolmente dalla nostra compartecipazione proprio nella creazione di queste situazioni, perché dentro di noi c'è scritto una determinata cosa, dentro di noi abbiamo immagazzinato un certo tipo di informazioni e le abbiamo date per giuste, per vere, cioè siamo entrati in contatto con determinate esperienze, le abbiamo immagazzinate per com'erano, conosciamo quelle situazioni e nella nostra vita di tutti i giorni tenderemo a reagire alle situazioni che ci capitano nei modi che conosciamo. Perciò dipende moltissimo dal nostro progresso, da quello che noi abbiamo immagazzinato. Allora il lavoro qual è? Il lavoro che è importantissimo fare è quello di andare con la mente indietro alle esperienze più forti che ci hanno segnato, quelle più importanti, quelle più determinanti, e capire che il loro esito è dipeso anche appunto da tutta una serie di fattori, perciò li dovremo analizzare e chiederci con la consapevolezza di oggi cosa avremmo fatto in quell'occasione per evitare tutta una serie di conseguenze che poi ci sono state. Una volta compreso quale sarebbe stato l'atteggiamento migliore, la cosa più giusta da dire, il modo più giusto per reagire, per prendersela anche emotivamente, a quel punto con una meditazione ci riportiamo, ovviamente ci rilassiamo, ci concentriamo su quello che abbiamo vissuto in quel momento e cambiamo il corso degli eventi. È chiaro che non lo cambieremo davvero, perché ormai quello che è stato scritto nel passato non è modificabile per come sono state le dinamiche in quel momento, ma straordinariamente, e questa è la riprova che non esiste lo spazio e il tempo, sono una forma illusoria,
cambiando quella situazione, migliorandola, aiutandoci con una tecnica legata ai colori, perciò se quella situazione nella nostra mente avrà un colore acceso, forte, esplosivo, noi potremmo intervenire con la nostra volontà e cambiare quel colore, farlo trasformare e farlo diventare un colore tenue, fino a farlo diventare un colore assolutamente pacifico, calmo, per esempio dal rosso farlo diventare azzurro, poi verde, calmarlo e poi alla fine addirittura farlo diventare sempre più tenue fino a farlo diventare assolutamente bianco, luminoso. È un lavoro che assolutamente ci porterà benessere, cambierà non solo la percezione di quel momento, ma cambierà la struttura con cui reagiremo alla situazione analoga in futuro, da quel momento in poi, insomma, in cui avremmo messo in atto questa modifica interiore. E potremmo arricchire ulteriormente questo esercizio provando appunto a trasformare quella situazione. Se per esempio riviviamo un conflitto verbale, potremmo cambiare le parole che abbiamo usato, mostrare compassione o dire ti perdono, oppure mi perdono per aver fatto così. Insomma, possiamo veramente intervenire su di noi. Questo semplicemente perché? Perché per la nostra mente non c'è assolutamente alcuna differenza fra ciò che noi viviamo fisicamente e fra ciò che noi immaginiamo. La nostra mente le vive alla stessa maniera, immaginazione ed esperienza. Dunque il potere della nostra immaginazione è fortissimo almeno quanto la nostra esperienza, soprattutto se riusciremo ad immaginare con una focalizzazione forte, con un intento, con una mente assolutamente concentrata verso ciò che noi intendiamo correggere e fare, e a quel punto vedremo e sperimenteremo delle differenze poi in quelle che sono le esperienze quotidiane simili a quelle che abbiamo corretto col nostro procedimento. Fate assolutamente la correzione, starete molto meglio rispetto ad alcune situazioni che fino a quel momento vi gravavano a livello emotivo e sappiate che tutte queste situazioni sono pesi assolutamente zavorre inutili, che vi costringeranno a pensare in modo sempre poco brillante e che non vi saranno che di intralcio per quello che sono i vostri rapporti interpersonali. Detto questo, parleremo poi ancora approfonditamente sempre dei pensieri in altre pillole, intanto però mi premeva darvi uno strumento per riuscire a modificare la percezione che avete di alcune situazioni. Sappiate che questo è un primo passo verso la correzione. Ovviamente alle spalle di questo, diciamo che questo è un primo passo operativo, alle spalle di questo c'è sempre l'osservazione, perciò si comincia sempre dall'osservarsi, da scrivere quello che notiamo in noi, da quello che ricordiamo e poi in un secondo tempo appunto si interviene come vi ho detto. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi auguro una buonissima giornata e vi abbraccio, a presto dalla vostra Hildegard.